182esima escursione, siamo per la 16esima volta, zona Balze, partiamo dal valico Monte Fumaiolo, facciamo un giro ad anello in senso questa volta orario, un anello easy, andremo al rifugio Moia, vedremo il rifugio Moia, vedremo il rifugio Giuseppe, poi vedremo Ripa della Moia e poi Ripa del Monticino, per poi tornare qua, andiamo a pagare, far visita alla sorgente del Tevere, non si può non vedere anche se l'abbiamo vista tantissime volte. E poi andiamo a pranzare, abbiamo programmato al Fumaiolo Paradise Hotel, dove siamo già stati, abbiamo mangiato bene ed è caratteristico. Giornata nuvolosa, se non piove sarà una giornata perfetta per camminare perché non sarà troppo caldo. E oggi siamo anche in compagnia. Buongiorno a tutti! Partiamo in 4, l'obiettivo è di tornare in 4 e si va. Andiamo! Arrivati già al rifugio Moia, adesso andiamo a scendere, a proseguire. E siamo arrivati al rifugio Giuseppe. Adesso ci facciamo un girettino giusto per salutarlo. E dopo il rifugio Giuseppe arriviamo a Ripa della Moia. Io me lo ricordo, però la vegetazione, io me la ricordo l'ultima volta che eravamo qua c'era la neve. Andiamo a vedere Ripa della Moia. Eh sì, per arrivare a Ripa della Moia qui la vegetazione è abbondante in questo periodo. Wow! Dopo ci diamo una controllatina. Sì. E qui alla Ripa della Moia abbiamo trovato un ospite, il quinto della combricola, che però lo lasceremo qua. Attenzione a controllarsi sempre. E arrivati dove eravamo prima, abbiamo girato per andare a vedere la Ripa della Moia, adesso ci facciamo un check, visto che abbiamo beccato ospiti indesiderati, e poi ripartiamo verso il Monticino, Ripa del Monticino. In fiore, vedete che campo colorito. Arrivati al bivio, noi qua giriamo a sinistra. Quante volte l'abbiamo fatto sto bivio? Verso Ripa del Monticino, qui siamo un po' più scoperti al vento.
qui bisogna stare attenti perché mi ricordo che infatti qua ci sono dei buchi, mi fermo qui, anzi posso andare un po' più avanti, però attenzione qui e attenzione lì, soprattutto quando c'è la neve. E a pochi passi dai ruderi della casa qui c'è il bivio, Biancaneve da mezz'ora. Arrivati a Faggioscritto, qui sempre spiazzo dove si può anche parcheggiare, infatti è punto di partenza per diversi gruppi. Adesso andiamo a salire lì per l'ex rifugio Biancaneve. Ecco qui. Tanti grilli. E adesso andiamo alle sorgenti del Tevere per poi dopo tornare da dove siamo partiti e finire. E siamo arrivati per l'ennesima volta, però hanno sempre il loro fascino. Sorgenti del Tevere. Eccole qua. (182esima escursione, 16esima volta alle balze). Scusate, mi sono distratto perché bellissimi veramente, sono i cavalli che abbiamo visto prima e li hanno parcheggiati qua momentaneamente. Immagino sono andati a mangiare, cosa che faremo noi a breve qui al Fumaiolo Paradise Hotel, dove finisce il giro, qui finisce, adesso mettiamo via i batecchi e tiriamo fuori le forchette, andiamo a mangiare. Giretto finito, abbiamo visto tutto quello che dovevamo vedere, giornata secondo me perfetta perché non c'era il sole, perciò era fresco il giusto, tirava un po' di vento ma va benissimo così. Abbiamo superato secondo me di pochissimi 10 km, dopo scrivo tutto e basta. Siamo partiti in 4, siamo sempre in 4 tranquilli, sono andati a cambiarsi gli altri 2 compagni di merende e adesso andiamo a mangiare. Poi dopo staremo un po' qui, probabilmente ci riprendiamo, riposiamo. Se ti è piaciuto il video o vuoi vedere anche i prossimi, iscriviti al canale. E trovi la traccia GPS in descrizione se vuoi fare lo stesso identico nostro giro. Arrivati e qui dove Fabio darà il massimo di sé, il meglio. Molto chiaro. Già ci intavoliamo. Oh yes. Si mangia, polenta con porcini, sfeda, Piatto unico, il solito, non sbagli mai. piatto del turista. Buon appetito! Mangiare abbiamo mangiato e adesso la Sonia si fa anche cos'è? Un bel grappino al miele. Al miele. Camminare abbiamo camminato, mangiare abbiamo mangiato e la giornata finisce qua, la nostra giornata escursionistica. Ci si saluta, alla prossima camminata.